Ma guarda, è stata una sensazione di estremo orgoglio, è un onore naturalmente poter ricevere un riconoscimento da una città che, essendo sempre via da qui, non pensi mai che ti stia osservando, invece probabilmente è comunque un merito, ma devo dire che il vero ringraziamento che faccio, oltre ad aver ringraziato il sindaco, oltre ad aver ringraziato il comune e naturalmente i cittadini di Conegliano, lo faccio anche alla mia famiglia, perché tanto ha detto, tanto ha fatto a Conegliano, e penso che questo simbolo sia un simbolo che viene meritato da tutta la famiglia, e questo la famiglia da cui provengo, quindi la famiglia di mio padre, una famiglia allargata che ha tanto dato a questa cittadina e ha comunque impostato un obiettivo, lo chiamiamo un'asticella molto alta. Si cerca sempre di fare di più, ma non si sa mai se si è all'altezza. Questi sono dei riconoscimenti che aiutano ad avere, insomma, delle conferme sul fatto che la strada che si sta percorrendo, insomma, viene osservata e qualcuno l'apprezza. Nel suo discorso in Consiglio Comunale ha fatto una parentesi molto ampia anche sull'importanza di bilanciare lavoro, territorio e rapporto con i propri cari. Un commento e un consiglio magari anche ai giovani manager. Ma guardate, credo che sia tutto, che dipenda tutto dalle persone, ognuno ha le sue aspirazioni, c'è chi non ha bisogno di rapporti con gli altri, c'è chi ne ha più bisogno. Io ho sempre basato la mia vita sui rapporti sociali, non solo quelli esterni alla famiglia, ma soprattutto sulla famiglia da cui provengo, sulla famiglia che oggi ho, che ritengo essere un punto di riferimento della vita, e quindi cerco sempre di trovare il modo per dedicare il tempo necessario a mantenere, diciamo così, i rapporti sia con la mia famiglia, ripeto, quella di provenienza, sia la famiglia che mi sono costruito, che anche i miei amici, perché stando via tantissimo tempo naturalmente bisogna poi fare delle scelte, prendere delle decisioni, e in incarichi passati che ho avuto, che mi hanno totalizzato il tempo, mi sono accorto che ho un po' trascurato delle persone e ho perso qualcosa, quindi in questo tempo voglio fare il contrario. C'è un augurio che si sente di fare al territorio e nello specifico alla città di Conegliano? Ma sì, di continuare a costruire come hanno costruito, di continuare a ottenere quello che hanno meritato. È una società diciamo piena a 360 gradi, una città, lo dico io naturalmente perché vengo da una famiglia imprenditoriale, ma è molto attiva imprenditorialmente, con aziende di grandissimo successo che danno un riscontro, un ritorno naturalmente anche economico sul territorio. Questo secondo me è una cosa che non dovrebbero mancare di fare. A oggi che mi occupo dell'internazionalizzazione, gli dico: guardate che ci sono tante occasioni che bisogna andarsi a prendere all'estero, ed è un momento in cui approfittarne, perché poi magari c'è qualcuno che potrebbe ingranare una marcia in più. E poi naturalmente c'è tutta la parte di socialità, che è una bellissima città, cioè non manca niente, e si trova tutto quello che si vuole, sia dal punto di vista, diciamo, etico, morale, sociale, sportivo, insomma abbiamo tutto.